seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio il prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. O Vergine Maria, Regina del Cielo, a Lourdes ritorna il popolo fedele. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ti ringrazio, oh mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu ci hai donato, per l'amore che tu oh Dio, alleluia, mio Signore. Ecco,
prima di iniziare a vedere questo di fatto che richiama vita o mentre lotta quando parlo. Grazie. Se non lo sapete, siete oggi qui in questa piccola chiesa dove la vera passa 2 volte da dietro. Il 27 30 settembre 1855 volta è apparsa attualmente la Cappellina. Ecco, quello grande pregio di aver avuto ad un paese che ha come voi, e quindi per voi era di Maria questa chiesa dove lei ha dato i suoi che diceva che poi nella terza, una seconda riunione ha la bambina che ha camminato non che per me gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, questo ti rendiamo grazie. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre che lei, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, poi nella Signore Dio Agnello, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, che abitavi solo l'Altissimo, con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. Preghiamo. O Dio, nostra forza, nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo sagiamente anche di beni terreni, nella continua ricerca pure di beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ecco Dal secondo libro dei Re. In quei giorni da Baal Salisà venne un uomo che portò pane di primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e grano novello che aveva nella sua abitata. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma il suo servitore disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Egli replicò: dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e ne faranno avanzare. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare
secondo la parola del Signore. Parola di Dio. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano, Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che al di sopra di tutti opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del lago di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere coi suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla che veniva da lui e disse a Filippo: dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è un ragazzo qui che ha 5 pani d'orzo e 2 pesi. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini.
Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi di 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, che è colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Ecco, abbiamo detto il Vangelo di San Giovanni ci ha raccontato della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un episodio questo molto importante nel Vangelo, perché è tipico di tutti e quattro gli evangelisti, non tutti i evangelisti raccontano tutti gli episodi che Gesù ha compiuto. Però quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci lo raccontano tutti e quattro gli evangelisti. Addirittura Marco e Matteo ne parlano 2 volte nel loro Vangelo. Si vede che questo Vangelo, questo episodio per gli evangelisti racchiude un significato, un segno, direbbe San Giovanni, che è abituato a parlare di segni, che va al di là dell'episodio in quanto tale. L'episodio cosa abbiamo sentito? Una moltiplicazione, un miracolo che ha moltiplicato quei 5 pani e quei 2 pesci portati da quel ragazzo. Ma dove sta il segno? Ecco, Giovanni ci indica oggi uno di tanti segni che dovrebbe caratterizzare l'identikit di Dio Padre, di Gesù, ma anche della Chiesa e pertanto di ogni comunità cristiana e di ognuno di noi. Quale? L'identikit, ecco il segno della generosità. Ecco, un aspetto fondamentale, importantissimo nella vita dell'uomo, la generosità. Innanzitutto di Dio, il fatto di averci donato il suo figlio unigenito, dono sublime, e più grande di questo non si poteva pensare di immaginare. La generosità di Gesù, appunto manifestata anche nel gesto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Nessuno era andato a dire a Gesù: guarda Gesù che fra poco questa gente piena di fame, cosa... No, è stato Gesù che ha detto, ha sollecitato gli apostoli: cosa diamo da mangiare a loro? Ecco, un segno semplice, se volete, ma che esprime questo amore, questa generosità, ecco, da parte del Signore nei riguardi dell'uomo. Questo è un segno importante. Noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Questo amore del Signore per noi, che oltretutto si tratta di un bene materiale, ma anche che allude a quel dono sublime di se stesso la sera del Giovedì Santo. Quel pane moltiplicato diventa il segno per Giovanni di quel pane eucaristico che Gesù avrebbe dato ai suoi apostoli e quindi a tutta l'umanità dei secoli futuri la sera del Giovedì Santo. Ecco, ieri sera ai miei ragazzi che erano lì presenti, che dicono un po' estate ragazzi, dicevo: quando voi ricevete Gesù nella comunione, cosa dite a Lui? Dite niente o dite grazie Signore di essere venuto? Grazie. Questa parolina dolce e bella la usiamo ogni tanto a dire grazie, per esprimere la nostra riconoscenza del bello e del buono che il Signore, ecco, ci propone, ci offre.
Ecco perché ho voluto iniziare la messa col canto. Ti ringrazio, mio Signore. E continueremo anche nell'offertorio a cantare e dire questa espressione: benedetto sei tu, Dio dell'universo. Ecco, questo dono, ecco, della riconoscenza poi oggi nel Vangelo ci è stato rimarcato anche da quel gesto di quel ragazzo. Avrà avuto forse la vostra età, ragazzi. Lui era venuto con il suo cibo, col suo pranzo. E anche a proposito di lui, nessuno va a dire: guarda, puoi dare un po' del tuo pane, un pesciolino, ecco, alla gente che ha fame. No, lui si accorge che gli altri non hanno portato niente, allora sa che può far ben poco, però è qualcosa, e va da Gesù e consegna, ecco, il pacchettino con il pane, con i 5 pani e con i 2 pesci. Ecco, questo ragazzo che diventa allora il simbolo da offrire a tutti i ragazzi, a tutti i giovani soprattutto, ma anche a noi tutti, della generosità. Fare del bene. Non si tratta soltanto di cose materiali, ma di cose. L'amicizia è un pane preziosissimo. Io ho detto anche ai ragazzi: voi avete scelto di venire oggi in Canonica assieme ad altri ragazzi per divertirvi, certamente, ma la vostra presenza fa contenti gli altri, come la presenza degli altri fa contento te. L'amicizia, lo stare insieme, donare del tempo agli altri è un dono, è un pane preziosissimo. E poi le mamme che vi seguono potrebbero stare a casa loro a fare tanti lavori come ogni mamma, e che invece ogni giorno vengono qui a dedicare 3-4 ore per voi. È un pane che fa bene, che ci aiuta a crescere. Allora prendo lo spunto anche di voi ragazzi. Avete scelto questa bellissima avventura dello scautismo. Certamente perché siete contenti, perché fa piacere a ciascuno di voi, però la vostra presenza fa contenta gli altri. E poi i vostri capi, le vostre guide, potrebbero andare chissà dove, e oggi sono qui con voi. Ecco, è pane che nutre la vita. Non soltanto il pane che va nel ventre, ma anche che va nel cuore. Ecco, allora auguro a voi ragazzi, a noi tutti, ecco l'esempio di Gesù oggi in questa sua generosità, di questo ragazzo. E permettetemi di fare mie l'augurio che 4 anni fa Papa Francesco ha fatto a Tokyo, inaugurando nella inaugurazione delle Olimpiadi di Tokyo, e guarda caso proprio in questi giorni che sono iniziate a Parigi. I 5 anelli intrecciati, simbolo e bandiera dei Giochi Olimpici, stanno proprio a rappresentare lo spirito di fratellanza che deve caratterizzare la manifestazione olimpica e la competizione sportiva in generale. Ecco così Papa Francesco: spirito di fratellanza, spirito di amicizia, spirito di collaborazione, spirito di generosità. Crede in un solo Dio, Padre. Dio da Dio. Per noi l'uomo è la nostra salvezza, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della terra e si è fatto uomo. Sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto.
E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, Cristo spezza il pane eucaristico per noi e si dona a noi perché viviamo in comunione con Lui. Deponiamo nelle sue mani fatiche e speranze dell'umanità, i frutti della terra e il lavoro dell'uomo. Diciamo, Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Per il Papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per il loro mistero pastorale, per la loro fedeltà a Cristo, noi ti preghiamo. Signore, ascoltaci. Per i popoli della terra, per tutti i governanti e gli amministratori, per la concordia e la pacifica convivenza, noi ti preghiamo. Signore, ascoltaci. Per i nonni e gli anziani, conservino sempre la gioia e la speranza, arricchiscano le nostre famiglie con la loro fede e la loro saggezza. Non manchino mai per loro la nostra cura e il rispetto. Noi ti preghiamo. Per quanti sono assillati dal bisogno e dalla sventura, per i sofferenti nel corpo e nello spirito, per chi li avvicina, li aiuta e li conforta, noi ti preghiamo. Signore, ascoltaci. Per noi stessi e per la nostra comunità, perché la partecipazione all'Eucarestia ci rinnovi nello spirito e ci renda degni di unirci all'offerta di Cristo. Noi ti preghiamo. Signore, ascoltaci. Signore, che hai ascoltato queste nostre preghiere, ti chiediamo di esaudirle. Tu che vivi con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alla pagina 22, benedetto sei tu. Benedetto sei tu. Benedetto sei tu. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, perché diventi per Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite del nostro lavoro. Lo presentiamo a te, Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Santo Spirito operante di santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, grazie, ed innalzare a te l'inno di benedizione e di lode di Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo,
perché fedele interprete dei suoi disegni, eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, creatore Padre, per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore. Osanna nell'alto, benedetto colui. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione, nella verità della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice e la salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, ovviamente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, tutto l'ordine sacerdotale e diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di Luca e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Don Vito, ammettili a godere tutti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia, Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosotti e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La presenza di questi ragazzi, ciò che è cominciato a Parigi, le Olimpiadi, mondo dei giovani, preghiamo come Gesù ci ha insegnato, per la gioventù, tutta la gioventù del mondo, perché abbia a trovare questo mondo più sereno, in pace. Da un lato loro giocano, loro gareggiano, vivono la vita, e altre parte si combatte e si muore.
Preghiamo perché il Signore doni pace, dia a queste nuove generazioni la speranza di un mondo più bello, di un mondo più pacifico, di un mondo più sereno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, da tutte le guerre. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Preghiamo insieme. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede nella tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci, auguriamolo a tutti i giovani, a tutto il mondo, pace, bene e salute.
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti.
O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Pensiero di Padre Pio di oggi. Dai senza esitazione, perché Dio ama chi dà con gioia e generosità. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Buongiorno a te, oh mio Signore, c'è la tua luce dentro al mio cuore. Buongiorno a te, oh mio Gesù, che la tua luce sia con me. Sei l'aria, sei il mare, il respiro che me, sei la bassa e alta marea che c'è, tu sei il vento che soffia qui sopra di noi e ci abbraccia in un grande abbraccio d'amore, mio Signore.
mio Signore, c'è la tua luce dentro al mio cuore. Buongiorno a te, oh mio Gesù, che la tua luce sia con me. Tu sei l'aria, sei il mare, il respiro che hai in me, sei la bassa e alta marea che c'è. Tu sei il vento che soffia qui sopra di noi e ci abbraccia in un grande abbraccio d'amore. Tu sei l'aria, sei il mare, il respiro che hai in me, sei la bassa e alta marea che c'è. Tu sei il vento che soffia qui sopra di noi e ci abbraccia in un grande abbraccio d'amore, mio Signore, mio Signore, mio Signore. Buongiorno e buona domenica a tutti voi fratelli e sorelle, pace e bene e Ave Maria. Come ogni giorno prima delle preghiere del mattino riflettiamo sulle letture del giorno. Oggi fratelli e sorelle è 28 luglio 2024, oggi ci rivolgeremo in tutte le preghiere a San Michele Arcangelo affinché possa difendere tutto il popolo cristiano e il mondo intero. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricevere un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 28 luglio 2024, 17ª domenica del tempo ordinario. Oggi, fratelli e sorelle, in questa 17ª domenica del tempo ordinario,
Ancora una volta siamo chiamati a riflettere sul grande significato della nostra fede e della nostra appartenenza al corpo di Cristo. Oggi nel Vangelo di Giovanni abbiamo ascoltato la miracolosa moltiplicazione dei pani e dei pesci. Questo miracolo, uno dei più conosciuti e amati della vita di Gesù, non è solo una dimostrazione del potere divino, ma anche una profonda lezione sulla generosità, la condivisione e la provvidenza. Il Vangelo di oggi ci ha presentato Gesù che, vedendo questa grande folla, ha avuto compassione di loro e decide di sfamare migliaia di persone con pochi pani e pesci. Questo, fratelli e sorelle, non è un miracolo fisico, ma un segno spirituale. Gesù non solo provvede ai nostri bisogni fisici, ma offre anche un segno della sua missione di nutrire l'anima dell'umanità. La moltiplicazione dei pani e dei pesci prefigura l'Eucarestia, il sacramento nel quale Cristo continua a nutrire tutti noi. Questa storia, fratelli e sorelle, ci insegna molte lezioni preziose. Innanzitutto ci parla della compassione di Cristo, perché egli vede la folla affamata e non rimane indifferente. La sua compassione lo spinge all'azione. Allora oggi riflettiamo su questo grande amore di Dio, questo amore immenso che Dio ha per noi. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dal secondo libro dei Re, vediamo un miracolo simile a quello del Vangelo. Il profeta Eliseo, con 20 pani d'orzo e alcune spighe di grano, sfama 100 persone. Anche qui il tema della generosità e della provvidenza di Dio si fa vivo. Qui Eliseo con fede ordina di distribuire quel poco cibo che ha, fidandosi della promessa di Dio che dice: ne mangeranno e ne faranno avanzare. Vedete, fratelli e sorelle, anche quando le risorse sembrano scarse, affidiamoci a Dio. Lui può moltiplicare tutto nella nostra vita, però non esitiamo a condividere ciò che abbiamo, ma diamo tutto con generosità affinché Dio possa moltiplicare anche i gesti di bontà nel mondo. Nella seconda lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo, Paolo ci esorta a vivere in maniera degna della chiamata che abbiamo ricevuto, con umiltà, dolcezza, pazienza e amore. Paolo qui sottolinea l'importanza dell'unità nella Chiesa, ricordandoci che siamo un solo corpo, guidati da un solo spirito, chiamati a una sola speranza. Allora sforziamoci di mantenere l'unità nello Spirito Santo attraverso il vincolo della pace, superando divisioni e conflitti all'interno delle nostre parrocchie. Noi tutti dobbiamo imparare a imitare le virtù di Cristo nella nostra vita, mostrando umiltà, dolcezza e amore verso tutti. Allora impariamo a tollerare ogni cosa, riconoscendo che tutti siamo parti dello stesso corpo di Cristo. Nel Vangelo secondo Giovanni che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, riprendiamo il discorso che vi ho fatto all'inizio quando Gesù moltiplica 5 pani e 2 pesci per sfamare 5.000 uomini, immaginate un po'. Questo miracolo non solo dimostra il potere di Gesù, ma come vi ho detto prima è un segno della missione spirituale di Cristo, della bontà di Cristo, quella stessa bontà e generosità che Dio vuole da noi. La moltiplicazione dei pani ci invita anche a partecipare regolarmente all'Eucarestia, riconoscendo il grande potere del nutrimento spirituale che Cristo ci offre ogni giorno. Come il ragazzo che ha condiviso i pani e i pesci, anche noi, uomini e donne ipocriti, dobbiamo imparare a condividere ciò che abbiamo e non a tenerci tutto per noi, perché come si suol dire nel gergo popolare, niente ci porteremo nella tomba, lasceremo tutto nel mondo.
allora a cosa sono servite quelle ricchezze? Solo a farci diventare degli avari. Allora in ogni circostanza della vita affidiamoci a Gesù e impariamo a donare ciò che abbiamo affinché Dio possa riempire tutti noi di benedizioni. Carissimi fratelli e sorelle, concludo questa mia riflessione di oggi invitando tutti voi alla generosità, perché questa è la nostra chiamata, la chiamata di fede, unità e amore. Dio provvede ai bisogni del suo popolo e anche noi siamo chiamati a partecipare a questa provvidenza attraverso la condivisione con i nostri fratelli. Allora oggi, ispirati dalla compassione e dall'amore di Cristo, diventiamo tutti strumenti della sua grazia nel mondo, nutrendo non solo i corpi, ma anche le anime con il pane della vita. Adesso preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 28 luglio 2024, 17ª domenica del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,